Non siamo, come vedete, nello studio all'interno del padiglione 5 dove c'è l'Arena Fise, siamo all'esterno in una delle, vorrei così dire, vie laterali di Fiera Cavalli, ma abbiamo alle spalle davvero uno sfondo bellissimo grazie all'Arma dei Carabinieri. Adesso non so, non vorrei sbagliare con il protocollo chi sia corretto nominare e presentare per primo. Siamo pari grado, quindi Vabbè, cominciamo. da chi comincio? Estraiamo. Allora, lei è il veterinario, Sì, sono un veterinario. quindi Sì, giusto sì, sì. per dire cose giuste, Carlo Alberto Minniti che è il direttore veterinario. Sì, direttore di veterinaria del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sì. E invece poi qui abbiamo, io vado a leggere, Raffaele Pio Manicone, comandante del raggruppamento biodiversità. E già dire biodiversità mi piacerebbe capire cosa vuole dire. Infatti biodiversità è un termine che ultimamente sentiamo spesso. In realtà il raggruppamento biodiversità, in 4 parole, è quella struttura dell'Arma dei Carabinieri che gestisce direttamente le più importanti aree verdi del nostro paese. 130 riserve naturali dello Stato e 20 aree demaniali, che sono la più importante rete di aree protette d'Europa. Devo dire che fra l'altro io chiedevo al suo collega se si occupava anche dei cani, perché chiaramente fanno parte dell'Arma dei Carabinieri, sono soldati in servizio, ma mi spiegava mica solo cani e cavalli. No, infatti il Corpo Forestale dello Stato ci ha lasciato in eredità un parco animali veramente ampio, per cui spaziamo dai cavalli con una razza sinina, ma anche abbiamo i famosi cani in servizio nell'Arma e Fiamme gialle. oltre. No, le fiamme gialle sono la Guardia di Finanza. Sì, scusi, I carabinieri utilizzano i cani inoltre in 10 specializzazioni in impiego, quindi dall'antidroga agli antiesplosivi, cani da operazioni speciali, cani antiveleno e poi abbiamo oltre 2000 animali selvatici che vengono gestiti dai reparti carabinieri biodiversità nelle riserve naturali. Quest'oggi, tra l'altro, c'è tanta gente che ci sta guardando, abbiamo alle spalle anche la presidente di Fise Veneto, che presidente ci raggiunga qui gentilmente, dato che è grazie a Fise Veneto che parte un bel progetto che potremmo accogliere a questo punto, perché per il momento il progetto ancora non c'è, giusto? Qui, perché è lì. Sì, il progetto lo È lì. vediamo che può arrivare fra qualche secondo, insomma, possiamo vederlo lì. Sì, diciamo che ne abbiamo già parlato, sono state messe sul tavolo già alcuni aspetti organizzativi, programmatici e poi fra breve, come ha detto il comandante, sigleremo questo accordo. Magari potremmo firmarlo in diretta. Se Volentieri, molto volentieri, così gli diamo concretezza nella migliore cornice possibile. Siamo a Fiera Cavalli, parliamo di cavalli, chiedo scusa, il passimento perché chi è che decide l'accoglienza di queste razze autoctone, che sono una cosa davvero bella che andiamo a scoprire? Chi lo fa? Chi è che li invita? Vabbè, biodiversità è anche quello, è anche Ecco, differenza, chiediamogli pure, differenza la di... collega, guardiamo pure da quella parte perché arrivano. differenza di razze equine, non abbiamo soltanto biodiversità vegetale ma anche biodiversità animale e per quanto riguarda i cavalli l'allevamento e l'addestramento probabilmente di quelle che sono le razze più belle italiane e tra queste stanno arrivando in questo momento i cavallini di Monterupoli e gli Haflinger che sono oggetto di questa intesa che abbiamo con Fise Veneto. Ecco, chi di voi due ci parla delle razze? Lo fa lei? Posso Allora, parlarne io? andiamo vicino a questi. Allora, occupiamoci della prima coppia, montata da due amazzoni in divisa. Assolutamente. Spieghiamo allora questi cavallini. Il cavallino di Monterufoli è una razza antichissima di cavallo in miniatura, è l'equivalente termine del pony inglese, in italiano il pony è il cavallino, sono razze della piana pisana di origini antichissime ma sono cavalli eclettici, tant'è vero che possono essere impiegati in qualsiasi attività equestre, dagli attacchi al volteggio, al salto ostacoli o alle semplici passeggiate. Infatti poi spiegheremo anche che il progetto del Confise Veneto è proprio quello di portare
questi cavalli, buongiorno, portare questi cavalli nei circoli ippici. Assolutamente sì, la finalità è, come è stato detto poc'anzi, è proprio quella di valorizzare queste razze autoctone anche all'interno dei nostri circoli ippici che sono volti all'attività anche sportiva. Ecco, quindi questa sarà una bella, non dico scoperta, però una bella promulgazione di quello che è il valore delle razze che abbiamo in Italia, perché io parlo da un punto di vista prettamente sportivo e manca un po' questa cultura, e quindi credo che attraverso questo progetto ci sia anche l'opportunità di fare l'adeguata cultura e di mettere in risalto ciò che nel nostro territorio si produce in modo qualitativo. Allora io la invito, invece ci spostiamo, andiamo a vedere questi altri due bellissimi cavalli. Un secondo che le cedo il microfono in modo che anche da casa sentono quello che dice. A seguire abbiamo due cavalli di razza Flinger o avelignese, originari di Avelengo, e anche loro per le dimensioni, per la morfologia non possono essere impiegate nei reparti operativi, quindi a livello istituzionale, pertanto anche loro saranno oggetto di questa convenzione, perché sono cavalli anche loro da impiegare per qualsiasi attività equestre di diletto o sportiva. Io prima, girando per Fieracavalli, ho avuto il piacere di vedere proprio utilizzati i carabinieri dalla banda i murgesi. Sì, assolutamente sì, i murgesi che alleviamo presso Martina Franca. Che è un'altra razza autoctona. Assolutamente sì, una razza autoctona che tuteliamo dall'estinzione. È un cavallo piuttosto freddo come temperamento, ma che impieghiamo con ottimi risultati presso la fanfara del 4° reggimento a cavallo, nonché in attività di ordine pubblico. Sono cavalli molto equilibrati, molto tranquilli, molto pacati. Sì, assolutamente sì, il loro carattere ci permette di impiegarli in situazioni difficili o estreme dove possono verificarsi incidenti e sono perfettamente affidabili. Allora, io vi invito a seguirmi, andiamo verso l'interno, ringraziando davvero queste bellissime immagini che abbiamo, che continuiamo a vedere grazie alle riprese delle nostre camere esterne. Allora ci rechiamo verso la nostra location, vedete le immagini intanto che continuano, andiamo ad accomodarci, vi invito a sedervi nel nostro salotto, presidiato tra l'altro, non si vede ma la ringraziamo, da Roberta Zorzi e dall'avvocato Verrecchia, no? Per dire che la presidiava l'avvocato Verrecchia mi sembrava poco gentile. Accomodatevi, prego, scegliete dove volete mettervi, prego. Ci ha raggiunto anche Atos Caselli, che ringraziamo per essere qui con noi. Allora vi invito a prendere i vostri microfoni, dovrebbe essercene uno su ogni seduta, allora glielo do subito, guardi, eccone qua uno. Lei ce l'ha? No, lei ce l'ha? No, glielo passo, facciamo così. Poi, perfetto. Allora, dovremmo avere tutti quanti con i microfoni, credo. Chiedo conferma a Italo Morao. Bellissime quelle immagini, vediamo ancora dei cavalli che stanno tornando nelle scuderie dove sono ospitati, ma è davvero bello vederli. Ripeto, c'è questo progetto, è un patrimonio importante di cavalli, perché spieghiamo numericamente quanti sono, in quanti posti sono, perché non credete che sia una cosa piccola. No, penso che, e sono sicuro di dire, che l'Arma è l'istituzione con un parco animali più ampio, forse a livello europeo. E noi abbiamo oltre 370 cavalli presso 24 reparti operativi dislocati in tutto il territorio nazionale ed oltre 600 cavalli in 7 centri di allevamento che vengono chiamati centri di selezione equestre. Sono tanti animali. Sì, superiamo i 1000 esemplari, esattamente. Qual è la zona italiana dove ci sono più di questi centri? Ne sono quanti? 7, quindi abbiamo Belluno, nella Valle Cordevole, quindi ai piedi delle Bellissimo Dolomiti posto. Bellunesi, dove viene allevato il cavallo maremmano da oltre 20 anni. Abbiamo Pieve Santo Stefano, nella alta valle del Tevere, dove viene allevato sia il maremmano ma anche il cavallo a Flinger.
Abbiamo Siena, dove vengono allevati sia il cavallino di Monterufoli ma anche una razza a rischio di estinzione asinina, l'asino del Montamiata. Abbiamo Follonica con il più grosso nucleo di cavalli maremmani, penso a livello nazionale. Abbiamo Martina Franca con il cavallo murgese, Castel di Sangro con 2 nuclei, il cavallo persano e il cavallo salernitano, e infine abbiamo Potenza, dove alleviamo il cavallo anglo-arabo. Parlando dell'arma, quali sono di questi cavalli quelli utilizzabili per il servizio? Sono molte razze, sono il cavallo maremmano, il murgese, il persano, il salernitano e l'anglo-arabo sicuramente. E in questo momento in servizio quanti cavalli ci sono? Di queste razze razze italiane, di razze italiane devo dire che la maggior parte sono ormai razze italiane. In passato l'Arma si avvaleva di attività di acquisto sul territorio nazionale, ma soprattutto all'estero di esemplari di razze di tutta Europa. Adesso, avendo acquisito questa capacità, noi preferiamo ottimizzare le risorse, chiaramente. Tra l'altro mi dicevano proprio i militari della Fanfara che si sta preparando un colore di cavalli. Sì, assolutamente sì. È una cosa bella questa, perché vedrai che tra un po' saranno tutti sono mantelli roani ed il colore viene definito grigio ferro testa di moro ed è uno delle 2 varianti. Guardi come la sta guardando la Presidente. Con grande attenzione, Sì, perché è perché veramente interessante questo che sta dicendo il colonnello, sono poco conosciuto da noi. Ed è la variante di colore del mantello, chiaramente, che viene accettata per la razza murgese. La razza murgese nasce come mantello morello, quindi completamente nero, ma viene accettata anche questa variante roana e viene definito grigio ferro testa di moro, perché mantengono la testa, il pelo della testa nero scuro. Le chiedo scusa, siccome lei non conosce quanto me la Presidente, vederla sbalordita è una cosa rara. Ne sono contento. Vedere Clara Campese con la faccia sbalordita in campo equestre è una cosa che in anni che la conosco, è la prima volta che la vedo sbalordita, quindi sono davvero sorpreso, ma è anche piacevole questa cosa, perché vuol dire che riusciamo con queste trasmissioni fatte in Rai TV, riusciamo a raccontare cose che non solo chi si avvicina al mondo equestre senza magari saperne molto, ma anche chi è una vera e propria maestra di vita nel mondo equestre come la Presidente di Chiesa Veneto rimane stupita, ed è molto bello perché vuol dire che riusciamo a raccontare cose. Assolutamente sì. Difatti l'Italia è il paese dell'equitazione moderna, il metodo moderno, attuale, è stato coniato da Federico Caprilli, quindi è casa nostra il cavallo, è casa nostra l'equitazione e dobbiamo rilanciarla. Abbiamo fatto la guerra a cavallo, per cui... Però il microfono, Presidente, mi raccomando. E però c'è un motivo per cui siamo qua quest'oggi, lo chiedo a lei, Presidente. Sì, come abbiamo detto prima, l'abbiamo anticipato, in realtà oggi si tratta di formalizzare, vero Comandante, questa intesa, io la chiamo da un punto di vista sportivo, questa cooperazione, questa collaborazione che è proprio finalizzata, abbiamo detto, a valorizzare queste razze. E visto che ho la parola, che ringrazio, mi preme veramente evidenziare che fra tutti gli interventi fatti in questi giorni, quella che inerisce proprio questo accordo è una cosa straordinaria, perché 2 battute ho sentito dal comandante, dal colonnello Minniti, ma mi aveva anticipato anche il nostro vicepresidente Atos Caselli, che era andato lui a vedere, a visionare poi tutti gli allevamenti, eccetera. C'è una portata culturale, per culturale intendo veramente il senso ampio della parola, che non può essere trascurata, perché noi in Italia abbiamo tantissime eccellenze, le abbiamo avuto nell'arte, Rinascimento, le abbiamo nell'enogastronomia, le abbiamo nello sport, le abbiamo veramente in tutto. E da questo punto di vista, cioè per ciò che concerne le nostre razze, le razze autoctone, lì c'è molto da fare, e quindi questo è il momento giusto per valorizzare, per dare visibilità a queste eccellenze che fanno parte della nostra storia, della nostra tradizione. Non potevamo esimerci dall'essere coinvolti anche emotivamente in questo progetto di grande valore. Assolutamente. Caselli, mai stato in Valcordevole? Io sono stato giù a Siena. In Valcordevole mai? Via che ci organizziamo. Clara, in Valcordevole mai stata?
a vederli? No, io non sono stato delegato ovviamente, no, allora, il vicepresidente, organizziamo una ci gita. fidiamo No, ciecamente di lui. Abbiamo fatto prima la parte più comoda, più vicina. Ma è doveroso andare a Belluno, a questo punto anche siamo a in Belluno. Veneto, siamo in Veneto e Turistico Certo. e avere il cavallo mare in mano vabbè, in, insomma, però in siamo in Valcordevole, Veneto, ma quindi siamo in Veneto, siamo tra Veneti, mi sembra che sia doveroso Certo, che andiamo a ci visitare. andremo a vederlo sicuramente. Comunque la cosa che volevo dire è che io sono stato giù a vedere alcuni dei loro centri e la cosa importante e molto bella è che hanno un personale valido. Cioè questi cavalli non sono cavalli che poi, se questo accordo andrà avanti, verranno affidati alle scuole dei cavalli sdomi o dei cavalli in difficoltà, difficili da gestire. Io ho visto il loro personale, quello che fanno, i cavalli quando dovessero eventualmente arrivare nelle scuole, arrivano dei cavalli preparati e preparati in modo molto corretto, seri, educati, riescono a fare una cernita, se c'è un cavallo difficoltoso lo scartano, per cui c'è una grande serietà anche nella preparazione dei cavalli, che per quello che riguarda la FISE è molto importante, perché è chiaro che se affidi un cavallo a una scuola ha bisogno di avere un cavallino che può già lavorare, non un cavallo sdomo. Comandante Manicone, questo progetto come lo vogliamo raccontare, come lo vogliamo spiegare? Beh, insomma, questo progetto sicuramente va nell'indicazione, nella direzione che sentivo prima dire dalla Presidente, che è la direzione della conoscenza, della cultura e della condivisione. Diceva prima la Presidente cultura, dobbiamo fare cultura e per noi questo è fondamentale. Per noi in particolare del raggruppamento biodiversità è proprio una mission quella di fare educazione ambientale, educazione alla legalità ambientale, e questa si può fare benissimo anche attraverso il mondo del cavallo, e noi questa possibilità che ci è stata fornita proprio dalla FISE Veneto di implementare queste nostre attività di educazione alla legalità ambientale anche attraverso il cavallo l'abbiamo accettata immediatamente, perché ci è sembrata un'idea straordinaria, era quella che ci mancava, perché noi comunque nelle scuole, negli istituti comunque andiamo ordinariamente per fare educazione ambientale, ma ci mancava questo veicolo del cavallo, e quindi l'aver avuto questa possibilità per noi è stata una cosa entusiasmante, rispetto alla quale non vediamo l'ora di cominciare. Mi sta facendo tra l'altro vedere il parco animali, 300, quello che spiegava prima, 355 cavalli in 24 reparti operativi, 689 equini in 700 in selezione, 241 cani operativi per 10 specializzazioni come spiegava prima, e poi gli animali selvatici. Allora, i cani siamo abituati a considerarli dei soldati a tutti gli effetti. sì, I cavalli? anche i cavalli. Diciamo che l'arma nasce il 9 agosto 1814 per volontà del re Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, che istituisce il corpo reale dei carabinieri, il corpo dei carabinieri reali, con la maggioranza dei carabinieri a cavallo, quindi la vicinanza dell'arma, il connubio dell'arma con il cavallo è da sempre, da quando esiste, e quindi da sempre ha vissuto, ha combattuto e ha portato avanti il cavallo. Non a caso il carosello storico del 4° reggimento a carabinieri, rievocando i fatti d'arme che poi culminarono con la battaglia di Pastrengo il 30 aprile 1848, esegue quella commovente, attività dell'appiedamento, dove i cavalli vengono fatti sdraiare a terra dai propri cavalieri perché simulavano gli attacchi. No, come simulavano, perché con il cavallo si proteggevano dallo sparo del nemico. Come scudo? Assolutamente sì. Sono momenti davvero, per chi come me da piccolo ha avuto la fortuna di vederli Piazza di Siena, devo dire che sono, abitando a Roma, sono carabinieri noi, militari noi, militari cavalli. Questo è bello dirlo, perché magari non tutti lo pensano magari dei cani, ma non lo pensano magari dei cavalli, quindi, sì. E quindi sarà bello vedere dei militari murgesi. Assolutamente sì. Noi facciamo il tiro per i... Certamente. Però allora, prima Clara aveva in mano una cartellina, dove l'abbiamo messa? Qui.
qui è il momento storico, allora vogliamo spiegare che cosa contiene questa cartellina. Il tavolo forse non è, mi permetto di alzarmi, ma visto che Bravo, grazie. ecco, facciamo una cosa Che di questo cavaliere, genere, visto che- semplifichiamo le cose, la penna Eccolo. ce l'hai? La penna ce Eccolaci l'hai? qui. Grazie. Allora, spieghiamo prima cosa, ferma, allora, spiegare prima cos'è. Clara, spiega cos'è. Clara, un secondo, prima spiega cos'è. Dunque questo... È più bella, giusto? Tolgo la mia che è brutta. Mi perdoni. No, ci mancherebbe altro. Prego, l'accordo, diciamo, ecco, a tutti gli effetti lo è, prevede l'assegnazione al Comitato regionale Veneto di alcuni soggetti, non ricordo se sono 4 o 5, 4 sì. soggetti. 2 per ogni razza. Ok, 2 di razza Haflinger e 2 di razza Cavallino di Monterufoli. E quindi il contratto poi prevede quelli che sono anche gli aspetti, diciamo, di proprio pratici e di coordinamento, nonché di responsabilità. Questi 4 soggetti verranno affidati a delle nostre strutture secondo dei criteri che ora il Consiglio del Comitato regionale Veneto, che si riunirà il 18 novembre, stabilirà, e verranno dati, dicevo, a questi circoli per un anno. Ecco, correggetemi 2 sui anni, dettagli. 2 anni, Ecco, 2 anni. per 2 anni in comodato d'uso gratuito, e quindi verranno inseriti a tutti gli effetti in quella che è l'attività del maneggio. L'attività si intenderà attività amatoriale, attività preagonistica, cioè tutta quell'attività che sta prima dell'attività agonistica in senso stretto. Questo perché? Questo periodo di tempo per consentire alla struttura e soprattutto agli istruttori, ai tecnici, di verificarne l'idoneità, gli aspetti caratteriali e di personalità, in modo da poterli indirizzare affidandoli anche a degli allievi, comunque a degli associati del circolo, per poter portare avanti tutta quell'attività di base che prelude poi all'attività agonistica. Oltre a questo c'è da dire che questi soggetti sicuramente verranno destinati all'attività di sella, però credo che nelle caratteristiche delle razze c'è anche la possibilità di destinarli all'attività degli attacchi, è corretto, vero sì, comandante? assolutamente sì. Quindi siccome ovviamente nella eterogeneità delle nostre discipline sono contemplate anche altre discipline, quindi oltre a quelle olimpiche, il salto ostacoli, il dressage, il completo, ci sono anche altre, come dicevo appunto, gli attacchi. Quindi terminato, ecco, il periodo, chiamiamolo, di prova, ecco, poi è prevista una possibilità di riscatto, tra virgolette, del soggetto qualora appunto ritenuto idoneo. Siccome siamo assolutamente certi che questa sia una opportunità per i circoli, che proprio mai come in questo periodo, fra l'altro, ecco, voglio anche esprimere questo dato che abbiamo rilevato su segnalazione dei nostri associati, fanno fatica a trovare dei cavalli che il circolo ippico impiega proprio per quella che è l'attività di base. Ecco, quindi ben si colloca, ecco, anche andare a rispondere ad alcune esigenze proprio di carattere pratico per l'attività del maneggio. Ecco, quindi questa è la, diciamo, la sintesi, ecco, dell'accordo. Poi non so, comandante, se ho tralasciato qualche dettaglio, lo dica pure. Penso che, voglio dire, il contenuto sia stato ampiamente illustrato. Se possibile vorrei aggiungere proprio una piccola chiosa per rivendicare un po' riallacciandomi un po' alla personalità che richiamava prima Federico Caprilli. Questi cavalli che noi alleviamo, ma sottolineo anche addestriamo presso i nostri centri, li addestriamo secondo dei metodi di doma naturale, dove il rapporto uomo-cavallo è la cosa che è privilegiata, è la cosa più importante. Non c'è un intervento di coercizione, c'è sempre un intervento di collaborazione con i cavalli, e questi li rende assolutamente idonei a quelle che sono le finalità di questo accordo che noi abbiamo. E questa cosa noi la facciamo, questo tipo di addestramento lo adottiamo da almeno 20 anni. È tanto tempo che abbiamo cominciato questa modalità di addestramento, quando ancora se ne sentiva poco parlare. Quando io mi ricordo ero a Martina Franca
a comandare il centro di Galeone era un po' fuori moda questo tipo di addestramento. Noi siamo stati, io rivendico questo nostro essere pionieri in questo tipo di addestramento, che adesso è diventato il cosiddetto addestramento secondo le linee etologiche. Noi rispettiamo l'etologia del cavallo e più passa il tempo e più ci rendiamo conto che è assolutamente vincente. Il cavallo non è più uno strumento, ma è un partner, è il nostro partner, è il nostro, collegandoci alla questione militare, è il nostro compagno d'armi, non è il nostro strumento, non è una bicicletta, non è una moto, è un nostro partner, è un nostro collaboratore col quale noi lavoriamo tutti i giorni a stretto contatto. Per domare un cavallo non ci mettiamo 15 giorni, ma ci mettiamo 3 o 4 anni, dura il nostro rapporto col cavallo per renderlo, diciamo, utile al servizio. Quindi nulla come questa attività è assolutamente confacente a quelli che sono la nostra idea di addestramento del cavallo. Il cavallo è un nostro amico, è un nostro partner e speriamo che questa collaborazione possa portare questa cultura del cavallo anche fuori, diciamo, delle mura degli addetti ai lavori. Ecco. Siamo a un momento storico? Allora, mentre appunto credo che sia un momento bello, prego, vi stiamo filmando in questo protocollo, visto che stanno firmando per dei cavalli, possiamo dire sì. Cavalli di che età avete scelto? Abbiamo scelto cavalli tra i 3 e i 4 anni, quindi al termine di un addestramento di base, come Raffaele... Sì. È un piacere. Come accennava Raffaele, il nostro è un sistema di doma dolce, il cavallo nasce con l'uomo e viene portato avanti con l'uomo. Non iniziamo una doma in tempi troppo precoci, quindi facciamo crescere i puledri e li portiamo nella maniera più naturale possibile a lavorare con l'uomo e per l'uomo. Per cui non prima dei 3-4 anni i cavalli sono pronti con un addestramento di base. Poi ci affidiamo a Fise Veneto affinché crescano, continuino a crescere. Caselli? Gli anni e bisogna di portarli avanti in modo corretto. Sono cavalli che poi possono fare questa vita per quanti anni, viste le razze di cui stiamo parlando? Ma dunque la vita tecnica del cavallo nell'arma o nelle forze armate solitamente raggiunge anche i 20 anni d'età in servizio, per cui ora nell'attività sportiva chiaramente è più limitata forse ai primi 10 anni di vita. Fino ai 14-15 anni bene lavorano, soprattutto facendo l'attività di base, per cui non ci sono grandi problemi, è una cosa a lungo termine. Ecco. Potete tenerli per 10 anni allora. Cominciamo adesso e ci rivedremo fra 10 anni. Sì. Comandante, parliamo di 4 cavalli, abbiamo visto prima che il patrimonio equestre è molto ampio, è qualcosa di sviluppabile, di ampliabile? Sicuramente sì, sicuramente questo rapporto che non nasce oggi, ma che oggi in qualche modo trova la sua prima concretizzazione formale, sono certo che potrà andare avanti in maniera sicuramente fruttuosa, e man mano che vedremo fiorire, produrre i frutti di questa attività, noi saremo assolutamente disponibili a contribuire a aumentare la distribuzione e l'attività proprio della Fise Veneto. Sicuramente non finisce qui. Dal giornalista non posso esimermi di fare una domanda, è un accordo che oltre al Veneto c'è dove altro? Solo nel Veneto in questo momento. Però speriamo, voglio dire, noi siamo, l'Arma dei Carabinieri è da Lampedusa a Tarvisio, quindi noi speriamo che questo, anche perché loro sono la Fise, però sono un'articolazione di un'associazione, di una federazione nazionale, quindi loro devono... Posso essere davvero orgoglioso di essere... Assolutamente, di essere è proprio questo la deve spingere a di farsi portavoce e promotrice di questo accordo, che questo accordo possa
fiorire anche in altre regioni italiane. Assolutamente sì, comandante, questo ha fatto bene ad evidenziarlo e anche bene Fabio per la domanda, ma certo questa è, non dico un dovere, ma è proprio una cosa morale, per rispetto veramente, dicevamo prima, a tutto quel patrimonio e al lavoro che attraverso di voi viene fatto. Vi dirò di più, che io mi sono già permessa di accennarlo al nostro Presidente nazionale, che è una persona lungimirante e che accoglie sempre con grande entusiasmo tutto ciò che può essere utile per il suo territorio, utile per il nostro sport, a maggior ragione in questo caso che parliamo delle nostre razze italiane. Quindi su questo contateci, non ci sarà il minimo dubbio che troverà un'espansione e anche non fra molto tempo. Ne siamo certi. 4 cavalli già individuati, Sì, sì, sì. che attualmente sono dove? Attualmente sono presso il reparto biodiversità di Pieve Santo Stefano per la Che Flinger, qua divide i 2 Flinger. sì, e presso il reparto biodiversità di Siena per i 2 cavallini di Monterufoli. E quando arriveranno in Veneto? Quando, ecco, passiamo alla parte tecnica, per cui noi invitiamo chiaramente Fise Veneto con i suoi cavalieri a scendere presso i reparti per prendere contatto con i cavalli e con gli addestratori che li hanno avuti in mano fino adesso, quindi dopo un brevissimo periodo, penso, di affiancamento arriveranno in Veneto. Certo, senz'altro, sì, sì. Penso che sia corretto fare in questo modo e che non ci voglia poi tanto tempo, perché vista la preparazione dei cavalli credo che sia una cosa che, portando le persone giuste, capiscano subito che i cavalli sono idonei da domani mattina, ecco. Noi giornalisti siamo abituati a chiedere date, numeri, quando? Posso dirlo? Noi abbiamo, dicevo prima, la riunione di consiglio regionale per determinare i criteri di assegnazione. Faremo immediatamente una comunicazione a tutti i circoli, quindi riceveremo sicuramente varie richieste e candidature. Ovviamente ci saranno dei requisiti molto anche ferrei e pertanto poi, una volta stabiliti che saranno i destinatari, concorderemo con l'Arma le modalità per venire da voi. Verrò anch'io questa volta, così avrò il piacere anche di conoscere e arricchire la mia conoscenza, a parte questo anche per seguire di persona il progetto insieme al vicepresidente. Quindi verremo con i tecnici responsabili dei maneggi presso cui andranno poi a stare i cavalli. In un certo qual modo mi sento anche di dire che possiamo garantire la serietà e il rispetto di tutte quelle che sono le norme, a parte di buon senso, ma anche di rispetto per il benessere del cavallo e per tutto ciò che concerne anche la loro preparazione e il futuro di questi soggetti. Che è bastato vedere come la gente ci guardava fuori quando c'erano i cavalli. Mi immagino quella che sarà l'emozione dei ragazzini e delle ragazzine a sapere che arriva un cavallo dei carabinieri. Già mi immagino il pathos. Per cui, Presidente, Comandante, facciamo un'ipotesi di un mese. E sicuramente prima delle vacanze di Natale, questo è certo. Prima delle vacanze Oramai di Natale? abbiamo fatto tutto. Sì, noi sa che siamo rapidi, concreti. Facciamo il regalo di Natale, sì, bravo comandante, ottimo. Fare le riunioni, criteri di assegnamento, invitare le comunicazioni, aspettare le candidature, diciamo, ma qui finiamo l'estate, no, prima di Natale. Noi siamo esperti in queste cose. Vabbè, questo è molto bello, mettiamo il timer prima di Natale, così. Però credo sarà bellissimo raccontare di questi cavalli, perché io prima l'ho detto, lo sapevo, ma il fatto che questa iniziativa parta dal Veneto, che il Veneto sia la prima federazione che lo fa, credo che sia, prima parlavamo di un orgoglio sportivo per la FISA del Veneto di aver vinto la Coppa della Regioni di completo, ma credo che questo sia un altro grandissimo motivo di orgoglio per FISA Veneto, questa collaborazione con i Carabinieri, essere i primi, davvero con l'augurio per il patrimonio equestre italiano che possa diffondersi. Sappiamo quanto è importante nell'equitazione il cavallo, sappiamo come spesso cavalieri italiani tra l'altro non abbiano cavalli alla loro altezza, perché ci sono compratori in altre parti del mondo che hanno possibilità economiche straordinariamente più grandi. Lo vediamo nel calcio, ma succede pari pari nel mondo dei cavalli, acquistano e portano i cavalli dall'Italia. Sapere che ci sono dei cavalli italiani, delle razze italiane con delle qualità che possano essere importanti in vari momenti di attività di crescita di un cavaliere, perché non c'è soltanto appunto il cavaliere Gran Premio, ma c'è il bambino che comincia, che parte da cose che gli Flinger possono fare e che non possono fare più avanti. Io prima ho avuto il piacere di stare un po' con un Murgese, ho visto davvero che è un carattere
con cui è molto facile rapportarsi, e quindi penso che per i bambini, per i ragazzini, incontrarli, sapere da dove vengano, potrà essere una grande emozione, e anche per loro un giorno salirci sopra un motivo di grande orgoglio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi crediamo in questo progetto, come già ha detto la dottoressa Campese, ma siamo sicuri che faremo tanta strada insieme. Sono cavalli forse da un punto di vista morfologico bassi, piccoli, come altezza algarrese, ma sono cavalli veramente grandi per quello che possono fare e possono regalare ai loro cavalieri. E credo che con questo abbiamo detto davvero tutto, perché con questa giusta distinzione tra essere grandi dentro e grandi fuori, penso che ci sia davvero l'essenza del mondo del cavallo. Grazie mille, Grazie un a buon voi. lavoro. Grazie a voi. Grazie. E grazie per questo regalo di Natale. Grazie comandante, grazie colonnello. Grazie alla FISE Grazie Veneto. Athos. Grazie a voi.